Allora, eccoci qui a parlare, l'avete riconosciuto, eccolo lì, Remo Anzovino. Ciao Remo, benvenuto e bentornato. Ciao a te Marco, grande piacere essere qui a Soundtrack City, ritornare. Allora, c'è una ragione però se Remo è qui, perché è uscito proprio di fresco la sua colonna sonora su un film, secondo me, veramente molto interessante. Trattasi dei I colori della tempesta. Si parla di fatti realmente accaduti, dove ci sono dentro dei personaggi che fanno parte un po' della nostra storia, dallo storico d'arte Giulio Carlo Argan, ricordiamo anche sindaco di Roma, il ministro Giuseppe Bottari, che invece faceva parte, diciamo così, dell'altra parte dal punto di vista politico, perché era appunto un ministro del governo fascista, e poi di Pasquale Rotondi. Questi personaggi, per diverse motivazioni, cercarono di difendere le nostre opere d'arte dai nazisti che cercavano in qualche modo di portarle via appunto in Germania. Allora Remo, parlaci un po' di questa produzione, ricordaci il cast artistico, il regista e poi soprattutto parlaci della tua musica. Ma guarda, ben volentieri, I colori della tempesta è un film del regista Roberto Dordit. Gli attori principali sono Simone Liberati, che interpreta il ruolo di Pasquale Rotondi, Lia Grieco, che interpreta il ruolo di Zea Bernardini, della moglie di Rotondi, Antonio De Matteo, che fa una parte fondamentale, che è l'autista di Rotondi, e tanti altri bravissimi attori. È un cast giovane e in effetti sono tutti grosso modo attori trentenni, perché quelli di cui hai parlato, quegli eroi, soprattutto Pasquale Rotondi, ma insomma tutti quelli che parteciparono all'operazione salvataggio erano trentenni all'epoca, quindi la scelta del regista è quella di utilizzare degli attori molto bravi, che avessero in qualche modo l'età che avevano i veri protagonisti. Il film è un dramma storico con degli evidenti elementi thrilling a livello di ritmo, a livello anche di tensione. Questo dal punto di vista della musica era un'opportunità, perché da un lato la storia è una storia veramente struggente, cioè pensare a quegli uomini e a quelle donne cosa hanno fatto per salvare il patrimonio artistico, mettendo veramente a repentaglio la loro stessa vita. E quando finisci di vedere il film, cioè la domanda credo naturale è: oggi chi lo farebbe nel mondo di oggi, in un mondo così individualistico e così materialistico come quello che viviamo? Io venni contattato da Dordit già a livello di sceneggiatura, cioè lui venne da me per portarmi la sceneggiatura e voleva che io scrivessi le musiche. Questo mi ha dato la possibilità di innamorarmi della storia, perché la sceneggiatura, peraltro firmata anche da Dordit, era scritta benissimo. E poi quando ho visto le immagini, con lui c'è stato un rapporto sicuramente di grande sintonia. È una partitura che ha degli elementi sinfonici, ma con un chiarissimo, diciamo, innesto della parte elettronica che ci serviva per attualizzare la storia, essendo un film in costume. Quindi c'erano anche immagini e scene molto belle di inseguimento tra un sidecar coi tedeschi e la balilla guidata dall'autista di Rotondi, parate militari, cioè era interessante utilizzare l'elettronica fondendola dentro il linguaggio, diciamo, sinfonico. C'è un utilizzo importante non massiccio del pianoforte. Il pianoforte segna in realtà un paio di punti, che è l'intimità del rapporto tra marito e moglie, tra Rotondi e Zea Bernardini, perché poi in realtà la figura di Zea Bernardini è fondamentale, perché anche lei era una storica dell'arte. All'epoca pochissime erano le donne laureate in Italia ed è stata sempre al fianco del marito, quindi in realtà il pianoforte viene usato proprio per segnare quell'intimità. E il tema principale che noi sentiamo anche nell'album che è stato pubblicato dalla Decca, da Universal, in realtà noi sentiamo una versione piano solo alla fine del disco, perché in un certo senso nel finale del film accade un fatto per cui il regista mi ha chiesto di farne una versione solo pianoforte, insomma. È stato meraviglioso scrivere questa colonna sonora, ne ho un ricordo bellissimo, cioè di una sintonia assoluta, dove il suo modo di girare, anche il lavoro che il montatore ha fatto, Nicola Moruzzi, cioè mi ha messo nelle condizioni che scena per scena per me era proprio semplice scrivere la musica.
Tu hai già parlato del tema principale, i colori della tempesta, che veramente mi ha catturato subito, te lo dico, Remo, e in generale tutta la colonna sonora. Infatti quello che ti stavo domandando è che effettivamente gli interventi pianistici sono pochi ma buoni, e questo per un pianista, cioè abbandonare in qualche modo la sua comfort zone e entrare solo nel vivo della composizione, credo che sia veramente una bella operazione, e forse anche per questo ti sei divertito di più rispetto a altre ma in realtà quando lavoro per una storia, che sia al cinema, un documentario, a teatro, cioè io cerco di sempre, seguendo, voglio dire, l'autore, che cosa sta cercando, io cerco sempre di suggerire quelle che sono le sonorità che secondo me sono giuste per la storia, e non è detto che il pianoforte debba esserci. In questo caso, e ti racconto l'aneddoto bellissimo, nel senso che io ebbi l'idea del tema, lo chiamai e glielo suonai al telefono, accertandomi che lui sentisse, che lui sta a Bologna. E lui, bellissimo, bellissimo, però perché ti fermi? Qui devi esplodere, deve salire ancora di più questa, no, attrazione per l'arte, no, che lui ha, che lo porta a fare questa operazione di salvataggio. E in qualche modo io trovai proprio al telefono, nel cercare di interpretare lui cosa volesse, la chiave del tema vero e proprio. E la cosa divertente è stato che poi in realtà proprio nel primo quarto d'ora del film tu avrai notato che I colori della tempesta è un brano di oltre 2 minuti, sinfonico, un tempo, voglio dire, cinematograficamente enorme. Oggi infatti il montatore mi manda la scena e io mi rendo conto che sono tipo 2 minuti e 13 di musica senza dialogo, cioè in un film di finzione anomalo. Infatti lo chiamo e gli dico: scusa, forse c'è un errore, non mi hai mandato la colonna dialoghi, non vedo che nessuno parla, forse c'è un voice over, no, guarda che lui vuole che tu la musichi tutta, lì vuole che sia la musica. Ho detto, vabbè, caspita, fantastica come opportunità, anche devo dirti abbastanza impegnativo, bellissimo, devo dirti Marco, è stata una bellissima esperienza. No, ma poi c'è un che di vintage di quello che mi dici. Tu sai che una volta nelle moviole c'era un pianoforte, e per cui il regista insieme al compositore al piano creavano i temi così. Non si sente più aneddoti del genere. Anche lui che da Bologna viene a Pordenone per portarmi la sceneggiatura, una cosa bellissima, proprio di altri tempi. Ma io voglio venirti a trovare, voglio spiegare, posso venirti a trovare? Ma vieni assolutamente. Comunque lui è un regista molto bravo, molto formale, e anche devo dire una persona con cui si è instaurato un rapporto umano molto bello. Io credo che sempre che la guida sia fondamentale, cioè la verità è che la storia, la sceneggiatura, il modo in cui lui ti spiega che musica vorrebbe. Io poi ho un metodo, cioè che se incontro il regista di persona, gli chiedo di poter registrare l'audio dell'incontro, perché io poi me lo metto da una parte e me lo riascolto a distanza di tempo, tutte le cose che escono, no? Se invece a telefono, io ho finita la telefonata sulle musiche, su una scena, nel quaderno di lavorazione, che io apro un quaderno a film di lavorazione, è subito appunto cosa mi ricordo della telefonata. Allora, dunque, innanzitutto anche agli amici giovani compositori che ci seguono, il maestro Anzovino ha dei quaderni dove scrive tutte le spot in session che fa con i registi, ed è bellissimo questa cosa. No, vabbè, ma insomma, io sono del 76, sono cresciuto con la carta da musica, la gomma e la matita, e quindi in realtà le particelle, le idee, le cose le scrivo sempre in un quaderno dedicato. Vedi? Grande. Moleskine, va bene. Senti, caro Remo, allora, dunque andate, anche perché è uscito a fine maggio, andate a vedere I colori della tempesta. La storia è accattivante, e peraltro è una storia vera, e Remo ha fatto, vi assicuro, una colonna sonora di quelle veramente notevoli.
Grazie Remo, a Grazie prestissimo. Marco, un abbraccio a te e a tutti voi, grazie, ciao. Ciao.